Siamo sul listone di Portogruaro in compagnia di Robert Cirfera, che è un componente del direttivo di Portogruaro e di quello provinciale di Fratelli d'Italia. Voi siete qui sostanzialmente dal mese di settembre. Possiamo dire che avete preso il posto fisico, diciamo, del Movimento 5 Stelle, che non si vede più appunto da settembre, da quando si è formato il nuovo governo PD 5 Stelle. Comunque voi siete qui per una ragione precisa, state facendo una raccolta di firme. Per quali motivi? Allora, noi siamo qui con il nostro gazebo non soltanto da settembre, ma siamo stati anche presenti negli altri anni passati con altre iniziative fatte a livello nazionale da Fratelli d'Italia. Nell'ultimo periodo siamo d'accordo con la nascita di questo governo attuale. Fratelli d'Italia ha iniziato una sua raccolta firme per quanto riguarda sono gli usi soli, per quanto riguarda l'elezione diretta del capo dello Stato, quindi che sia il popolo a decidere chi deve rappresentare gli italiani, quindi l'elezione diretta del capo dello Stato, contro un governo, poi fondamentalmente contro un governo che non è stato scelto dal popolo, ma è semplicemente un governo che è nato all'interno del Parlamento da una maggioranza che comunque non ci rappresenta. E qua in ultimo per quanto riguarda l'abolizione dei senatori a vita. Questo perché il senatore a vita non può essere colui che può determinare le scelte a livello nazionale. Sappiamo benissimo che molto spesso le leggi vengono approvate perché vengono richiamate o portate a votare dei senatori che poi fondamentalmente non sono quasi mai presenti all'interno del Senato e che non hanno mai partecipato attivamente a quella che è alla nascita di una legge o il suo percorso istituzionale. Posso chiederti una cosa? Quando voi dite che questo governo non è indicato dagli italiani, però questo governo qui ha la stessa legittimazione di quello precedente, cioè viene fuori da una maggioranza parlamentare, perché così prevede la Costituzione. Allora, se vogliamo parlare a livello politico, Fratelli d'Italia, quindi anche la nostra leader Giorgia Meloni, ha sempre detto che la Lega, ha sempre contestato alla Lega di uscire da quello che a livello nazionale, di non far parte di nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle, l'ha sempre detto chiaramente, quindi l'alleanza a livello delle politiche era tra Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia. Questo era. Dopodiché loro hanno scelto e gli italiani hanno votato quella coalizione, hanno votato il Movimento 5 Stelle, hanno votato la coalizione di sinistra e hanno votato una coalizione di destra. Però che non ha la maggioranza in Parlamento. Ma quando non avevano la maggioranza non ce l'avevano quelli di sinistra, non ce l'avevano quelli di destra e tantomeno il Movimento 5 Stelle da solo. Comunque parliamo sempre di governi che sono legittimati, che dopo... La legittimazione nasce dal voto popolare, il voto popolare ha indicato quali erano i partiti, le coalizioni, era il centro-sinistra. La legittimazione nasce nel quadro della Costituzione, quando le forze politiche, in questo caso il centrodestra, non ha i numeri, si cerca all'interno del Parlamento una maggioranza. Se questa maggioranza non c'è, e quella la controlla, verifica il Presidente della Repubblica. Allora, se vogliamo parlare di numeri che compongono una maggioranza, allora soltanto gli elementi numerici, ma senza andare nel merito della legittimazione, di quella che è stata la scelta popolare, posso anche dirti che hai ragione. Se si cerca all'interno i numeri per poter fare un governo, quindi trovare una maggioranza che appoggi un governo. Ma se parliamo della legittimazione, della volontà popolare, io le dico sinceramente che non c'è questa volontà popolare, perché chi ha votato il PD ha votato il PD, il movimento della coalizione di sinistra che andava contro il Movimento 5 Stelle. Chi ha votato Forza Italia, la Lega e Fratelli d'Italia era per della coalizione che andasse contro quelle che erano le scelte di sinistra del Movimento 5 Stelle. Quindi di conseguenza, oggi come oggi, non mi si può dire che c'è una certa legittimazione. Se poi vogliamo parlare che all'interno del Parlamento la Costituzione dia la possibilità alle forze politiche di coalizzarsi per poter avere un governo, in questo momento allora io posso dire sì, che la Costituzione permette questo, ma se mi dica che è una rappresentazione della volontà popolare, io le dico no. E questa è una sua opinione comunque, è l'opinione di Fratelli d'Italia. Sì. Questa è un'opinione a livello nazionale, lo abbiamo detto in passato, anche quando era nel governo e continuiamo a dirlo adesso. E non siamo soltanto noi. Riconosco che Fratelli d'Italia sin dall'inizio, dalle votazioni 2018, è stata coerente, è rimasta nel centrodestra e non ha fatto accordi o accordicchi con nessuno. Nessuna tipologia di accordo. E continuiamo su questa linea.
Dopo essere stati interrotti dalla sirena dell'ambulanza riprendiamo che non sia successo nulla di grave. Sì, infatti, riprendiamo questa intervista con Robert. Un'altra cosa che volevo chiederti, per quanto riguarda la raccolta di firme no sullo Ius Soli, in pratica stiamo parlando di una raccolta di firme che va contro l'eventuale approvazione di una legge che consentirebbe in pratica ai, tra virgolette, gli stranieri di ottenere la cittadinanza italiana attraverso un percorso, adesso l'ho messo, scolastico. Esattamente. In più, sempre attraverso la vostra raccolta di firme, voi non vi fermate lì, dite, nell'eventualità in cui questa legge venisse approvata dal Parlamento, chiediamo al Presidente della Repubblica che non la promulghi. Adesso io ritengo che queste cose qua sono un po' una forzatura. Allora, la forzatura, se vogliamo, innanzitutto non sappiamo se questa legge poi diventerà tale. Sostanzialmente la cittadinanza non viene regalata, la cittadinanza è qualcosa di importante, perché nel momento in cui una persona ottiene la cittadinanza diventa a tutti gli effetti cittadino italiano. Nel momento in cui diventi cittadino italiano ne diventi anche colui che parteciperà al voto, colui che comunque darà il suo contributo a questa nazione, colui che accetta anche in tutto quello che sono le nostre tradizioni, quindi il nostro percorso culturale e la nostra storia. E non è soltanto un semplice percorso scolastico che può formare la persona, può credere in quei nostri valori, è un percorso molto più lungo. Un percorso che nasce negli anni, si sviluppa, uno lo sente proprio e decide di accettare in tutto e non per una semplice comodità o per un'esigenza di carattere personale a diventare cittadino italiano, ma perché lo sente e lo vuole diventare veramente. Quindi accetta la nostra legge e anche le nostre tradizioni. Un'ultima cosa, poi ti lascio. Sì. Una volta la raccolta di firme, vedo qui mi pare finisce a dicembre, se non ho letto male. Noi consegneremo, saranno autenticate, vedete che sono state già fatte vidimate per quanto riguarda i vari fogli sono stati pubblicati a livello comunale, quelle che sono stata la raccolta firme, quelle quindi ufficializzate. E poi tutte queste firme dove andranno? Andranno a Roma, dove ci saranno minimo 50.000 firme per poter poi presentare il nostro progetto di legge. Verranno quindi convogliate a livello nazionale e consegnate. Quindi praticamente questa raccolta di firme serve per presentare una proposta di legge popolare? Esatto. Perché non la fa direttamente Fratelli d'Italia, visto che siete rappresentati in Parlamento? Perché vogliamo che sia rappresentata, sono argomenti importanti e che vi sia la massima partecipazione del popolo.